Signora Teresa, erano più o meno le 8, lei era uscita per fare una passeggiata. Passeggiata, sì. E mio marito era seduto in cucina a guardare la televisione. Sono entrati in casa, forse approfittando del ventilatore acceso, e si sono impadroniti dell'oro e dei soldi. Solo mezz'ora era durata la passeggiata della signora Teresa, che qui vive con il marito. Tanto è bastato per trovarsi al ritorno alla stanza da letto a soqquadro. Sono andata in camera mia e ho trovato i cassetti aperti e gli ho chiesto a mio marito: sei stato tu? E allora abbiamo visto che mi mancava l'oro, 80 € sul portafoglio di mio marito che se l'aveva levato e messo. Ecco, niente, Quindi suo marito era a casa, stava guardando la televisione e sono entrati dalla porta. sono entrate dall'ingresso. Le hanno portato via delle cose che a lei erano care. Eh sì, ecco l'anello di fidanzamento, un anello che mi aveva fatto che mia sorella che è morta mi aveva regalato un lingotto d'oro e io ho detto cosa faccio e sono andata dall'orefice e mi ha fatto fare un braccialetto e una spilla. Solo oro e soldi in contanti. Sconsolata e incredula, la signora Teresa ci mostra come siano state lasciate nel portagioie collane in pietra e orecchini di bigiotteria. Ladri che potrebbe aver incrociato per strada, ci racconta. E avevo notato un gruppo di ragazzini, ma non posso dire l'età, in bicicletta tutti in gruppo mi hanno detto ciao e io gli ho risposto ciao. Dopo 20 metri passa un altro ragazzino, ma era un attimo più grande vedendolo seduto sulla bicicletta e mi ha detto ciao. Alla notte mi viene in mente il giro dei ragazzi, quel saluto era un saluto da prendere in giro. Lei, insomma, è convinta che siano stati loro. Convinta che sia stati loro. Ha presentato denuncia il giorno dopo la signora Teresa, ma nel tranquillo quartiere residenziale fatto di piccoli condomini, case e villette, i ladri hanno fatto man bassa diverse volte, anche negli ultimi giorni, con i cittadini che si sentono sempre più impotenti e lanciano un grido d'aiuto.